scrivono dalla Nuova Zelanda, ce lo scrive Susie dicendo che il suo papi ogni giorno che facciamo le canzoni travisate le spedisce il podcast per sentirsi più vicino all'Italia. Ma che carino. Ecco, ma non fai prima a sentirtele te il podcast? Perché non c'hanno la rete in Nuova Zelanda no. Che scherzi? E pensa che oggi non le metteremo sul podcast. Perché così? Dai, canzoni travisate, c'è la gente che è in astinenza da canzoni travisate che ci possono mandare al 347 342 5220 che è il nostro SMS, oppure alla mail diretta@dj.it. Ricordiamo che c'è anche un hashtag che è canzoni travisate, ossia cancelletto. E funziona benissimo, andate su Twitter, le trovate tutte. E vi devo dire che anche sul blog proprio canzoni travisate sono arrivate e ne ho pubblicate altre 46. 15 le ho dovute togliere perché l'incipit era non so se potete pubblicarla. No. Beh, no, Poi li siete risposti da soli. No. Diciamo che alcune materie non verranno trattate. Diciamo, c'è uno speciale Vado all'inferno che non faremo per mai. rispetto al nuovo pontefice non possiamo mandare tutte le canzoni travisate. Un avvertimento: siate circostanziati, no che scrivete delle robe del tipo oh trio, c'è sta canzone che fa minchia, non sai qual è, non sai che minuto, non sai. Però non mi ricordo, però fa tipo mi pare che canta in inglese. Oh, dice tipo c'ho un braccio di legno, ma quale? No, io mi sono sentito rispondere è il vostro lavoro, fate voi. Trovatela voi. Allora brevi. Si parte? Si parte. Vai, Gianluigi. Una basetta, una cosa, cerchiamo un po' di pathos. Adesso la vestiamo. Gianluigi, Patrick Hernandez, Born to be Alive. No, dai. Ve lo ricordate il bastone con cui Patrick Hernandez si dava un tono da dandy? Sì, bastone. Aveva uno scopo ben preciso questo bastone. Ce lo dice in Born to be Alive, appunto. Dai, mo so mazzata in capo. Dai, mo so mazzata in capo. Che inizio! Dai, mo so mazzata in capo. Ancora. Chi non balla lo frullo di botte. Scendo sulla pista e ti ammazzo. Ecco perché ballavi. E questa era la più brutta. Attenzione. Marco G34, Left Side featuring Sean Paul, quindi siamo in territorio Jamaica reggae. Want You Body Flip, Left Side e Sean Paul sono due tamarri. Bello sapevo. Ma anche loro ci tengono a un corretto candeggio. Sì? E ce lo ricordano in Want Your Body Flip, che si può tutto, ma minchia, lavare con l'alcol. Minchia, lavare con l'alcol. So beautiful and bold. I wanna take you home. Senti che timbro di voce. Non lo puoi bere. Hai sbagliato candeggio. Minchia, lavare con l'alcol. Minchia, lavare con l'alcol. Ma come cazzo fai? Magda, hai usato l'alcol? Mi hai usato l'alcol? Hanno la voce alterata dal troppo fumo. Te di minchia lavare con l'alcol? No, perché mi avevano detto che il vino rosso va via, ma non minchia lavare con l'alcol. Lavare con Lavare con l'alcol no. Dunque, ottava posizione Arianna, Mika Grace Kelly. Mika non è uno sprovveduto, sa che lo show business è implacabile e bisogna stare attenti a chi vuole ciularmi. L'ho sentito 1 miliardo di volte. Non mai sentito. Facciano risentire vuole ciularmi. Certo che mica parla solo di questo, è un fascines gay. Vuole chiularmi in chiappettoa, dice. Questa canzone l'ha cantata, faccela risentire un attimo, Massimiliano. L'ha cantata dopo l'intervista con Federico Russo. Abbiamo detto tutto. Vuole ciularmi. Io pensavo ce l'avesse invece con un Fassino. No. Visto che sai che facciamo? Sono le 8:39. Mettiamo un disco e torniamo tra poco con le canzoni travisate. Sì, così, giusto un antipasto e poi 3 interventi di canzoni travisate. Seconda parte delle canzoni travisate. Ci hanno fatto veramente molto ridere, ma il premio vi dice aspettate. Oggi ce la gustiamo. Lavare con l'alcol. Allora, i Five boy band che sono ritornati, tra l'altro si sono ricomposti nel 2012. Sono sempre 5? Sono sempre 5. Ridotti come? Malissimo. Ciccioni obesi. Scott Robinson dei Five tra un tour e l'altro per arrotondare fa l'istruttore di scuola guida. No, non credo. Stiamo parlando della canzone Keep on Moving. Sì. E quando un suo allievo gli chiede da cosa dipenderà il buon esito dell'esame di guida, gli risponde dal salto di quel pedone. Dal salto di quel pedone. Never let go, gotta hold on and
Dice dal salto Ma lo quel dice pedone. chiaramente. Dal salto Dal salto di quel pedone. Facciamo risentire. Perché da loro non ci sono le strisce pedonali, ma si salta sopra il pedone. Le cunette pedonali. Sono inglesi, se non sbaglio, i Five, no? Sono i americani. Americani. Mary J. Blige si è ritirata dal mondo della musica, fa la commentatrice sportiva per Telenorba. Ma dai. No, abbiamo la prova. Sì. Si occupa di atletica. Ma dai. Durante l'ultima maratona di Canosa di Puglia ha notato che le Schini Franco un po' in affanno. In Family Affair? Le Schini Franco è un po' in affanno. Let's get it funk up on that Lei lo dice anche preoccupata, perché sta osservando i vari corridori. Sentiamo le Schini Franco. Let's get it funk up on that fun. Caro Leschini Franco, poi mi piace che dice prima il cognome e poi il nome. Non iscriverti alla DJ10 perché noi vogliamo solo persone serie. E poi le Schini Franco era un top runner. Sì. È partito male. Pettorale numero 2. Mary J. Blige per la cronaca ce lo segnalava Alessandro. Grazie, Alessandro. Invece Nicolas ci segnala, noi abbiamo sempre un angolo della musica sudamericana che ci dà tante soddisfazioni. Sì. In Argentina, dalla Pampa sconfinata, Sì. ci sono i La Bersuit, che non saprei dire, pare siano molto famosi. Hanno fatto un disco molto famoso, il singolo si chiama Un Pacto para Vivir, Pacto para Vivir. E gli argentini Bersuit Vergarabat, che è il nome intero, ci insegnano che la poesia non ha confini e che non ci sono temi che non possono essere trattati. Ma dai. Su tutto si può fare canzone e poesia. Per questo in Un Pacto para Vivir ci consegnano un verso immortale: un gatto fa la pipì. Un gatto fa la pipì. Ma questi sono romani. Sono romani. Gentili. Questo è un omaggio Osvaldo. al grande Franco Califano, fatecelo dire. Metti il coro. Come va su? Un gatto fa la pipì. Grande Franco. Non abbiamo manco speso una parola, Noi speravamo oggi nel trio storico il DJ Osso lì mettesse sia Franco Califano che Iannacci. Niente, non ha fatto in tempo. Inutile dirvi quanto due artisti di quel calibro mancheranno alla musica italiana. Come hanno detto in tantissimi, la musica è finita. Anzi, qualcuno ha sintetizzato: quelli che la musica è finita. Meraviglioso, una frase che racchiude tutto. Andiamo avanti invece con le segnalazioni delle canzoni travisate. Quante ne abbiamo? Ne abbiamo ancora 4, ne facciamo una adesso. Poi sì, e poi Spodio dopo. Facciamoli arrivare tutti tardi al lavoro, dai. Un classicone, Pink Floyd, Money. No, Sì. non cantano. Cantano. Moni la conosco bene, non c'è nessuna frase che può essere L'ho equivocata sentita 1 milione di volte. o travisata. Anche noi l'abbiamo ascoltato 1 milione di volte, ma c'era sfuggito. Cosa? Alessio ci segnala, allora, casa Pink Floyd, prima mattina. Ok, stavo tutti insieme, sì. Roger Waters a David Gilmour. Ah, coso? Che ore so? David Gilmour a Roger Waters. Sole 6. Sole 6? Sole 6. In romano. Sono le 6. Loro sono lì che hanno il tavolo con sopra gli abbracci del mulino bianco, il cappuccino. Ma che ore sono? Ragazzi, Sole sei. dice veramente Sole 6. Ci sono tante persone, tra cui Alessia, che dice: che avete deciso? Io è 20 minuti che sono nel parcheggio, devo andare al lavoro. Aspetta ancora. Manca ancora pochi minuti. Anche perché ci scrive anche sono le Schini Franco. Tengo a precisare che quel giorno ero un po' appesantito. È il per famoso quello. corridore citato nella canzone Scrivi di Franco un po' pesante. Nelly Furtado, giusto? No, era Mary J. Mary J. Blige. Mary J. Blige, Family Affair, ok. Le prime tre posizioni. Big No Beeps ci segnala John Legend, What Did You Do, che è tratto dalla colonna sonora di Django Unchained. Non è facile per un musicista dare una definizione della propria musica. John Legend, alla domanda come suoni, ha risposto senza esitazioni: come i Police con le corna. Come i Police con le corna. Lo ripeto, Ma in che senso come i Police con le corna? Che vuol dire? Vestiti Sentite un po' così. Comunque la domanda è: ma tu come suoni? Come i Police con le corna? Con le corna.
Secondo me è più un'offesa. Siete come i polisco con le Con le corna. corna! Allora, Dave, angolo del heavy metal. C'è sempre l'angolo del heavy. Allora, Judas Priest, Private Property. Ok? Rob Halford, cantante di Judas Sì, Priest, sì. con questa Pelato, voce. mezzo pelato, per esatto, cortissimi. questa voce tremenda. È noto nell'heavy metal per la sua voce abrasiva dai registri alti. Il suo segreto lo spiega in Private Property al suo amico Enzo. Sì? Ok. Enzo? E gli dice: dico Enzo, prova i propoli. Enzo sì, Enzo. No, allora, Aspetta. dico Enzo, prova i propoli, Enzo sì, Enzo. Enzo! Lì devi provare sti propoli, Mentre poi andate in una farmacia, ha detto, senta, mi Ma gli dicono- dice Enzo? Mi dice dico Enzo di provare i propoli, Faccio risentire. Meraviglioso. Ma non è la numero 1. La numero 1, eccola qui, un altro grande classico. Guarda, più li si ascolta e più si trovano cose travisate. Incredibile. Roberto ci segnala Bob Marley Jamming. Non c'è nulla. Bob Marley può Jamming. essere. Bob Non Gianni c'è. non c'è nulla. Non solo, ma è clamorosa. Prima di diventare un mito della musica ha fatto tanta gavetta e si è affidato a manager senza scrupoli, come spesso succede a tanti artisti. Come Nicola Cianosa. Nicola Cianosa, manager È un senza manager cattivissimo. scrupoli. Infatti in Jamming dice: Cianosa, ma che fai? Mi sfrutti e te ne vai? Cianosa, ma che fai? Mi sfrutti e te ne vai. Knows I'm not to try. The fruit again is high. Ed era sempre stata lì. Era sotto gli occhi, o meglio, le orecchie di tutti. Knows I'm not to try. The fruit again is high. Vi rendete conto che patrimonio ha questo Cianosa? E nessuno l'aveva mai citato. questo Signor Cianosa. Fisco, andiamo a chiedere i soldi a Cianosa. Fammela risentire per l'ultima volta, Massimiliano, ti prego. Knows I'm not to try. The fruit again is high. Ma vi rendete, Ed è chiarissimo. Again is high. ma vi rendete